Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova diretta di Boccia in Volo. Siamo qui da Cogne in Valle d'Aosta per seguire le finali dei campionati a tennis di categoria B e di categoria D. Oggi sono in una posizione un po' angusta, quindi cercherò di fare il meglio che posso, ma già solo la visione del video diventa in questo momento abbastanza problematica perché abbiamo il sole in faccia e non si vede nulla. Mi hanno promesso che tra pochissimo il sole dovrebbe girare, quindi non dovrebbe darci più problemi. Tra poco seguiremo la partita tra il Mondovì e il Cavarzano per le finali di da semifinale di categoria B. Solo un attimo che faccio gli ultimi settaggi. Ok, partiti in questo momento. Un attimo solo. Ok, dicevamo, seguiremo la partita tra Mondovì e Cavarzano. Nel Mondovì giocano Garelli, Quaglia, Trossarello contro Cavarzano con Canova, Del Farra e Vettorel. Nel campo vicino c'è l'altra semifinale di categoria B dove giocano la Rapallese con Caffarena, Castagnola e Cavagnino e il Veloce Club con Bergero, Bollati e Venghi. Per la categoria D invece grossa soddisfazione per l'organizzazione e quindi per il presidente, perché sono riusciti a entrare nei 4, quindi in semifinale la formazione locale con Dello Russo, Fonzetto, Trevisan, che se ne vedrà contro il millesimo con Magliano, Regis e Siri. Nell'altra partita avremo Nosenzo con Bonino, Bresciani, Demetrio e la Bargerese con Carle, Cottura e Pastre. Quindi seguiremo innanzitutto la partita che vedete inquadrata, ma vi daremo anche costanti aggiornamenti dagli altri campi. Ora all'accosto c'è Trossarello del Mondovì, che rimane corto e non riesce a prendere il punto. Quindi altra boccia per Trossarello. Stavolta è molto lungo, non riesce a prendere, quindi un punto che non sembrava irresistibile della coppia della terna di Cavarzano. Quindi Cavarzano formazione veneta, Mondovì provincia di Cuneo, invece Rapallo Ligure e Veloce Club Pinerolo. Quindi due formazioni piemontesi, una ligure e una veneta. Ora è Roberto Quaglia che va all'accosto. Stavolta va a buon fine. Questo invece è Vettorel, che con la sua seconda boccia in accosto la vedete arrivare in palla, quindi non riesce a prendere il punto. Quindi ora la volta di Del Farra.
Alfara che decide di andare a bocciare, perché essendo due bocce contigue, la sua rimarrebbe sicuramente in gioco, e rimane sì in gioco ma si sposta di tanto, quindi forse sempre 2 punti per terra, ma non proprio bellissimi. Ora è sempre Roby Quaglia che sta attendendo nel campo di fianco Bollati all'accosto. Stavolta è corto, non prende, quindi subito situazione critica per Enrico Garelli con 2 bocce in mano contro 4 degli avversari. Enrico Garelli, che vedete ora all'accosto, quest'anno si è qualificato sia nell'individuale che nella coppia, oltre che nella terna, quindi l'unplane, possibilità di poter conquistare o ben comunque competere in tutte e 3 le competizioni. Ora di nuovo dal Farra in bocciata. E la fallisce storta. Poi è questa luce che dà un po' fastidio, Quindi ora è la volta di Pettorel, che anche lui decide di bocciare. Fallisce lunga di brutto. Mari. Ancora Vettorel con la sua ultima boccia. Sembra ben giocata, ma è corta. Sì, è corta di sicuro. Ottimo Enrico che aggiunge l'altro punto, quindi si porta sul 2-0, mentre nell'altra partita è Pinerolo che si porta avanti per 1-0.
Quindi ora Trossarello, che lo vedete inquadrato, pallino, centro del gioco. È un pelino lunga, ma non sembra brutto il punto. La 3-0 invece nella campionato. 3-0 invece nella terna tra Nosenza e Bargerese, avanti gli uomini di Barge, mentre il Cavarzano prende il punto. Quindi ora vedete Enrico Garelli con sempre la sua caratteristica bandana. Storta e corta. Ripete la bocciata Enrico. Colpisce, non so se sia buona. No. È corto. Quindi doppietto fallito da Enrico Garelli. Decidono di bocciare di nuovo, ma Roby Quaglia colpisce, ma la sposta malapena. Forse ha segnato anche il pallino, non ho fatto caso. Ma sposta malapena la boccia, quindi il punto rimane ancora del Cavarzano, quindi situazione molto molto critica per Mondovì. Due bocce in mano con 5 bocce in mano invece degli avversari. Finalmente arriva un po' di vento, perché c'è veramente una calura che è impressionante, un caldo. Ultima boccia per il Mondovì dopo la boccia giocata da Trossarello circa un 60-70 cm davanti al pallino, che può chiudere un po' il gioco. Ecco l'ultima boccia di Roby, prende di sicuro il punto, quasi biberon. Ora hanno 5 bocce in mano i veneti per fare loro il punto.
bocciata per Del Far. Segna il pallino esce fuori, quindi 4 punti per il Cavarzano che si porta avanti quindi per 4-2.
Riprendiamo la diretta qui da Cogna. Ho avuto dei problemi solitamente con la chiavetta. Abbiamo seguito ora la bocciata di Enrico Garelli. Va ora dal Farra. Un accosto che sembra corto, ma la distanza dalle altre bocce è veramente ampia, ma non hanno più bocce in mano quelli del Cavarzano, quindi penso che non abbia preso. Ora è Roby Quaglia che aggiunge il punto o prende, non ho capito bene. Di sicuro un punto di sicuro per il Mondovì. Altro accosto per Roby Quaglia. Aggiunge sicuro 2 punti almeno. Ancora una boccia Enrico Garelli. Abbiamo capito bene perché eravamo i giocatori davanti, ci impedivano la visione, ma ora vediamo sul segnapunti quanti punti vanno a segnare. Tre punti per il Mondovì, che si porta quindi a condurre per 5-4.
mentre nel campo accanto il Veloce Club allunga sul 3-0. Millesimo e Cogne sono sull'1 pari, mentre il Nosenzo è sotto per penso o 9 o 10-0. 9? Quanto sono? 9 o 10 al fondo? 10. Per 10-0, quindi finale vicina per i giocatori di Barge, che in due o tre tiri sono riusciti a passare così avanti, mentre nel primo accosto Trossarello rimane piuttosto largo dal pallino, mentre invece Vettorello va vicino al pallino, prende quindi il punto. Grande Bolt! Costi Trossarello questa volta molto più ben tirata, non prende, però una bella boccia che può far gioco. Enrico quindi decide di andare a bocciare. Parte Enrico e colpisce, rimane anche nel gioco. Campi piuttosto molli, che perché mi hanno detto che qua ieri ha piovuto veramente tanto. Ora invece è Dal Farra che va a cercare di togliere la boccia più bella di Trossarello. La colpisce, rimane in gioco, ma non in gioco rispetto all'altra boccia di Enrico Garelli, quindi ancora 2 punti in terra per la formazione di Mondovì, dove anche Trossarello e sono 3 giocatori che possono benissimo bocciare tutti e 3, li conosco particolarmente bene. Altro accosto per Vettorello, stavolta allargano le braccia, non so se sia corta o lunga, penso che sia corta, infatti non riesce a prendere il punto. Canova ora all'accosto, tenterà di togliere il punto, ma rimane largo, molto largo. Altro accosto di Canova, stavolta invece lungo, avete visto, passato di fianco alla boccia di Trossarello senza toccarla.
quindi rimane una boccia solo più per Dal Farra. Sarà costretto a chiudere un po' il gioco perché rimane piuttosto largo a questo momento. Ancora 2 bocce in mano Roby Quaglia, una Garelli, scusate. Stavolta prende il punto. Dal Farra prende il punto, quindi avranno 3 bocce per poterne colpire uno e far loro la cucita. Enrico ora alla rincorsa e la fallisce storta, ma mi sa che gli è saltata un pelino perché la sta guardando un po' troppo di brutto questa boccia. Intanto il Nosenza nella categoria D accorcia un pelino sul 10-1, mentre il Veloce Club si porta sul 5-0, sempre 1-1 tra Millesimo e Cogna. Brutta boccia tirata da Roby Quaglia che non riesce a colpire. Peccato, per il Mondovì erano gli 8 occasioni per fare 3 punti, portarsi sull'8-4. Non dico di ipotecare la finale, però poteva essere un bel vantaggio. Invece così falliscono tutte e 3 le bocciate e si portano quindi sul pareggio il Cavarzano. Primo posto a costo di Vettorel, ma è corto di almeno 1 metro. Vediamo ora Trossarella a vedere se riesce a ingranare la quarta, cercando di far bocciare gli avversari. Balla la boccia davanti, non so se riesca a far suo il punto. Decidono di chiamare l'arbitro. Leggi la Brexit, leggi quella roba lì. Ecco l'arbitro che sta cercando di misurare il punto. Tanto ricordiamo che
Sugli altri campi a Domodossola abbiamo anche qui le semifinali delle quadrette di categoria A, dove abbiamo la Perosina di Grattapaglia che se la vedrà contro Rosta di Riviera e la Chiarese di Griva contro il Gaglianico di Gassino o Gassino. Un sorteggio che ha avuto degli scontri particolari, infatti nei quarti di finale abbiamo visto gli scontri tra le due formazioni di Perosina e le due formazioni di Chiarese, quindi un deficit appunto di questo programma dei sorteggi che oltre a far giocare le persone sempre contro i medesimi avversari nei campionati italiani riesce anche a mettere i giocatori della medesima squadra contro molto prima dell'arrivo in finale o semifinale che sia. Forse sarebbe opportuno rivedere un attimino il regolamento e cercare, ove possibile, come in questo caso credo che lo fosse, rifare i sorteggi quando si arrivano a delinearsi delle situazioni del genere. Quindi Enrico ora alla bocciata colpisce perfettamente, quindi il punto era di Trossarello, anche se di poco. Ora è Canova all'accosto. Non riesce neanche a centrare il canale, rimane largo. Stavolta nel secondo accosto riesce a prendere il punto, si vede un po' male la boccia ma è nell'ombra del lampione che c'è soprastante, quindi prende il punto, non è comunque un bel punto. Vediamo un po' di questioni con l'arbitro che è stato di nuovo chiamato a misurare il punto. Tanto il Veloce Club allunga sull'8-0. Appena posso vi do anche i risultati della categoria D, che tutti e due i risultati sono mossi, dove appunto i giocatori di casa del Cogne sono avanti per 3-1 contro Millesimo, mentre Nosenza dovrebbe essere sotto 12-1 contro la Bargerese. Tanto brutto accosto di Rossarello che colpisce in pieno la boccia degli avversari, spostandola avanti di parecchio. Quindi ora sarà la volta di Enrico Garelli che andrà a bocciare la boccia centrale delle tre,
colpisce perfettamente. Però il punto è ancora nella formazione veneta, anche se Roby Quaglia ora come ora ha buon gioco perché ha tutte e sue due le bocce davanti, quindi qualsiasi boccia che tocca può far gioco e prendere il punto sotto carambola. Hanno spostato la boccia, quella sbagliata, è rimasto un punto bello di Mondovì, lo fanno piuttosto mucchio, quindi con una sola bocciata potrebbe essere che vengano tolte tutte e tre le bocce del Mondovì. Andiamo dal Farra che sta cercando la concentrazione. E ne toglie due e quella più bella invece va solo un pelino più avanti. Quindi punto in terra ancora per il Mondovì. Hanno ancora una boccia in mano dal Farra e una boccia in mano Roberto Quaglia. Colpisce 2 su 2. Ora rimane la boccia in mano a Roberto Quaglia per farsi la cucita. Ultima boccia per Roberto. Fa il punto, quindi 6-5 per il Mondovì. Stavolta però allunga il pallino Enrico, ma non allunga troppo. Pallino piuttosto lungo sulla sinistra del campo da gioco. Costo di Trossarello che ha fatto bocciare poco finora e ora invece si avvicina molto al pallino. Non è forse da bocciare subito, ma è un punto che può giocare.
Bella costa di Vettorel che va appena lungo, non prende il punto, però è una bella boccia giocata. Bocciata di Dalfarra. Nonostante si colpisca a 30-40 centimetri dalla boccia, i campi sono talmente molli che vengono soltanto spostate le bocce. A volte. Ciao Dario! Nuovo Trossarello, questa volta è più ben giocata, ma è appena lunga, però non di molto andata via. Tanto partita a senso unico del Veloce Club che si porta sul 10-0 contro la Rapallese con Caffarena, Castagnola e Cavagnino. Quindi Bergero, Bollati e Venghi stanno massacrando proprio i liguri. Ora l'accosto di Roby Quaglia, ma rimane corto. Altro accosto di Roby Quaglia, stavolta sembra più ben scagliato, ma rimane basso. Enrico che decide finalmente di bocciare quella boccia, tutta a sinistra poi dello schermo, e la colpisce. Dovevano bocciare sicuramente prima. Sono 3 bocce gli avversari. Tanto se ho visto bene nel campo del Nosenzo, una brutta bocciata da parte dei giovani. Ora ancora 3 bocce, scusate, il Cavarzano, e la volta di Canova ad andare all'accosto.
fa piano il compagno di squadra. Devono esserci ancora 2 o 3 punti per terra da parte del Mondovì, ovviamente hanno ancora 2 bocce da poter limitare i danni. Tanto finisce la prima partita in poco più che 50 minuti. La prima finalista è quindi la Bargerese con Carle, Cotture e Pastre. Mentre invece l'ultima boccia di Canova viene proprio sbagliata di brutto, è rimasto 2 metri corto con 2/3 punti per terra del Mondovì. L'ultima boccia ora dalla Farra, anche lui non sempre dei più lunghi, credo che ci siano ancora 2 punti per terra. Quindi possibilità di allungare da parte dei cuneesi. Vediamo se Enrico riuscirà ancora a giungere, però già che si è trovato la cucita non penso che rischierà più di tanto. Invece lo aggiunge, bravo Enrico, 2 punti sicuro se non 3. 6-3-9 infatti. Si portano quindi sul 9-5. E 10-1 per il Veloce Club sulla Rapallese. Lancia pallina Enrico. Bella costa finalmente di Beppe che gioca la prima boccia, che fa andare a bocciare dal Farra. Eccolo impegnato. Colpisce, butta fuori la boccia. Stanno guardando un po' la battuta. No, sì, è buona. Altro bellissimo accosto di Beppe. Cosa fai, da vendere? Sai che forse la vendere?
e colpisce di nuovo bene dal far. Rimane però in gioco la boccia di Mondovì. In basso sul teleschermo non si vede ora perché l'inquadratura non riesce a raggiungere la boccia, quindi è la volta del puntatore veneto Vettorel. Che proprio non riesce a inquadrarsi, rimane un bel metro lontano dal pallino. Roby Quaglia e prende il punto molto bene. Altro accosto di Vettorel. Stavolta prende il punto, rimane comunque lungo, si potrebbe tentare di andare a punto. Ma decidono invece di bocciare. Corta. Scusa. Come ti chiami tu? Farle. Ok. L'altro che è entrato col pezzetto? Pasta. Ok, perfetto. Intanto avete visto un'altra boccia fallita da Enrico Garelli. Si va appunto, è tutto da toccare. Prende il punto invece Roby Quaglia, si imballa, no ma ce l'ha. Vediamo ora Canova all'accosto, prende il punto. Quindi fa suo il punto.
Ultima boccia per Canova. Quindi un punto per il Cavarzano che accorcia sul 9 a 6. 5-1 del Cogni invece sul millesimo. 10-1 sempre del Veloce Club contro la Rapallese. Spagnolo sbagli, un ciappello spagnolo. Perché se ciappi le bocce in me, sai Andiamo a Vettorel, pallino corto, ma lui gioca ancora più corto, è largo, non riesce a far bocciare. Andiamo Trossarello, anche lui gioca veramente male questa boccia. Bassa, mal tirata. Altro accosto, questa volta sembra prende, non diciamo che non è perfetta, però prende. Nel campo accanto invece una brutta mano del Pinerolo, ora una bella bocciata della Pallese, sembra che ci sia spazio per mettere 4 punti, ridurre il punteggio quindi da 10-1 a 10-5. Vettorel prende il punto. E Roby Quaglia cercherà ora di prendere imballato ma rimane molto corto. Altro accosto di Roby, stavolta la forza ce l'ha, ma nulla da fare. Pallino rischioso, perché se lo calcia pelino avanti perderebbe troppi punti, lì diciamo che la cocita rimarrebbe un po' più stretta. Tenta il tutto per tutto,
ma lo prende proprio perfetto, lo butta fuori. Grande Enrico che salva così Mondovì. Pallino sempre corto per il Cavarzano. Tanto è già passata la prima ora di gioco, come vedete siamo a 54 minuti dalla fine. A costo di Vettorel, sembra molto ben tirata, quasi Bimberò. Colpisce Enrico, tanto accorcia come avevamo detto il Rapallese. Ora sono 4-10. Ricordiamo che nell'altro campo il Cogne sta vincendo per 5-2 contro il millesimo, mentre la Bargerese è già la prima finalista della categoria D, avendo battuto il Nosenzo per 13-2. A costo intanto di Trossarella rimane corto, costringe Enrico di nuovo a bocciare, colpisce perfettamente. Talfarra ora una bocciata, colpisce anche lui, butta la boccia fuori. Altro accosto di Trossarello, stavolta è largo e basso.
Vediamo Canova se riesce a prendere nuovamente il punto. Ora la volta è Roby Quaglia che proprio non riesce a inquadrarsi, a bocciare, fallisce malamente la bocciata. E vediamo se con l'ultima boccia riesce a chiudere un po' il gioco, prendere il punto addirittura. Niente da fare, punto per terra, 2 bocce in mano penso per gli avversari. Quindi possibilità di andare sul 9 a pari. Va lungo intanto Canova, tanto una panoramica di giocatori in maglia verde del Cogna, stanno vincendo per ora nella semifinale di categoria D. Mentre questo che vediamo ora è Bollati che sta andando a giocare la sua boccia a punto. Sì, fa il punto con l'ultima boccia del Farra, quindi 2 punti per lui, 9 a 7 credo, sì 9 a 8 scusate, non 9 a 6 più 2 sono 9 a 8. Seguiamo ora Venghi che va a punto. Boccia corta intanto per Vettorel. Mondovì se vuole tornare un po' a sperare di vincere deve cambiare marcia. Niente da fare, non riesce a inquadrarsi, ha giocato troppe poche utili.
non riesce proprio a giocare come sa. Comunque giocare sotto questo sole cocente non è facile. Roby Quaglia prende il punto, largo una cinquantina di centimetri, Dal Far andrà ora a bocciare. Colpisce Dal Far. Altro costo di Roby Quaglia, stavolta di più. Passa da sotto, dovrebbe fare il punto da lì. Dal Far di nuovo in bocciata. Ormai si è inquadrato Dal Far, non sbaglia più. Costo di Enrico, però questa volta è largo. Ultima boccia per Mondovì. Mal giocata. Punto per terra, quindi per il Cavarzano, e 4 bocce in mano per poter passare davanti e avvicinarsi all'obiettivo della finale. Corta non aggiunge, ora ancora 2 bocce in mano Canova. Mentre invece un bel recupero nel campo di fianco la Rapallese, che si è portata sul 5-10. Ha giocato 2 bocce malamente il puntatore, ora la Spalla gioca la sua terza boccia malamente, andando a imballare una prima boccia giocata corta. Canova gioca storto, quindi non entra di sicuro a far punto.
Seguiamo un pallino nella partita tra Rappallese e Veloce Club, dove se fallisce il pallino logicamente la Rappallese molto facilmente perderebbe. Fallito il pallino. Tanto 9 pari tra Mondovì e Cavazzano, non ha aggiunto nessun punto come avete visto prima inquadrato. Seguirei quindi ancora un attimo questa partita che ha le fasi proprio conclusive, penso. Il giocatore di Rapallo, vediamo cosa combinerà. Rimane circa 70 cm dal pallino. Nel campo accanto, dopo un primo accosto di Vettorel, Trossarello prende il punto. Bocciata ora di Venghi, colpisce e danno alla mano. Quindi Veloce Club è la prima finalista a coppie di categoria B, a Tusetta Terni di categoria B. Dovrebbe aver fatto il punto Trossarello, passa davanti. Quindi è ancora Dal Farra andare a bocciare. Non c'è nessuno stamattina lì per vedere Pinerolo, ho abbastanza, ieri non Colpisce ma rimane in gioco. Se tu lì avaglia sta partita venga Ora è la volta di Roberto Quaglia, che è qualche tiro che non riesce più a far suo qualche punto. 4 bocce in mano per il Mondovì. Riesce a passare, bravo mettiamo anche un po' i banner che sempre ci aiutano, i nostri sponsor nelle nostre dirette. Ora vediamo Canova la bocciata, Canova che finora forse non ha mai bocciato, forse una, sì e no. La sbaglia corta, lunga, scusate.
E ora Vettorella andare all'accosto. 3 bocce in mano contro 2. Devono fare parecchia attenzione. Infatti tocca la boccia di fianco, la sfaccia e rimane largo, non prende il punto. Ultima boccia di Canova, vediamo dove la va a giocare. C'è poco da fare, si va a punto. E decidono invece di andare a bocciare. Attenzione, rischio enorme. Enrico è per queste giocate un po' così. Certo che su un gioco del genere, con una boccia sotto carambola in una semifinale del campionato italiano, non so se darà i suoi frutti. Comunque ora come ora ne hanno bocciate 2 su 2, adesso vanno 4 a trucco. Adesso devi bocciare per forza, perché altrimenti speri già che ti capiterà quello. Bocciata fondamentale per Enrico Garelli. No, uno. Non era da farsi, di sicuro. Se 2 bocce secondo me stavano insieme, quelle degli avversari, allora sì. Ma con 3 bocce, una per parte, con una sola boccia, cioè con le bocce giuste per fare quel gioco lì, secondo me non era il gioco giusto da fare. Comunque mezzo alla fine, il puntuale arriva subito, il bel punto di Vettorella.
Arriva la boccia fallita da Enrico, forse innervosito un po' dalla bocciata precedente. Stavo guardando su Facebook dove c'è il Fossone dalle maglie e poi le altre si capiscono poco, forse il Carro Aosta, che sono nei semifinali del campionato a Terne della categoria C. Fallisce anche Roby Quaglia. Boccia sul pallino, segnato il pallino Enrico, vediamo se mal tirata quella di Vettorel. Hanno ancora 3 bocce in mano contro 4, quindi non è ancora detto per Mondovì, anche perché il pallino è sull'ultima riga. Andiamo a vedere Trossarello che inevitabilmente deve prendere il punto. L'ha giocata proprio bella, ha giocato un 10. Tanto la Granda Nord è la prima finalista nel campionato di Serie C. Quindi riusciamo a raggiungere un po' le notizie un po' da tutta Italia. Altro accosto per Beppe. Come fa? Una giocata fuori. Adesso così c'è boccia da colpire e far partita. Ultimo accosto appunto per Roby Quaglia, mal tirata veramente questa boccia, anche prende il punto però. Vediamo se colpisce in finale.
Due bocce da non bocciare. Due bocce da non bocciare. Una andare in su, l'altra venire in giù. Ora rimane boccia Biberon con due bocce Canova che può ancora farsi, volendo partita se fa carro. Torta. Mi tocchi solo quel signore lì. Non la tocchi sotto la signora. C'è la telecamera. Scusa, c'è la telecamera, se muove la cosa. Niente. Scusa. Ultima boccia per Canova. Colpisce, si porta sull'11-9. Aggiornamento anche dell'altra finale, Cogni in vantaggio 7-5 su millesimo. Ricordiamo che Bargerese è già in finale per la categoria D e il Veloce Club è in finale per la categoria B di Bologna. Vettorella alla costa. Ben giocata. Tanto l'altra semifinale della C è tra Caragliese e Le Carrò come e arriva ora l'aggiornamento alle Carrò in finale che si vedrà quindi con Granda Nord. Ottima di nuovo la boccia del Cavarzano. Altra bocciata di Enrico Garelli. Colpisce e rimane anche nel quadro. Vediamo ora Canova dove giocherà la sua boccia. Ovvio che se va vicino
Non è malvagia, sarà un 30 cm dal pallino, però si può prendere perché non c'è nulla davanti, Trossarello per nessun ostacolo davanti. Preferisco sbagliare. Preferisco sbagliare. Tanto mal giocata la boccia di Trossarello. Mal giocata, 2 bocce mal giocate per Trossarello. Ora per Roby Quaglia è diventata durissima. Ma in più o una studio Qui attaccare il balino. no, poi c'è petit balino. No, non posso le posso. No, ma tutti non che fai. Siamo all'accosto di Roby Quaglia, bassa mal giocata. Perché a me sono bocce, sia le bocce che i balini si bocce mai, Si mangia bene. il fresco della Madonna. Ultima boccia penso proprio della partita per Roby Quaglia, fuori addirittura. Quindi ora no, è larga. Quindi ora per il Cavarzano sarà possibilità di far partita nelle mani di Canova. Ha 2 bocce lui e 2 bocce il suo compagno di squadra per poter raggiungere un punto. E voilà, Cavarzano in finale insieme a Veloce Club. Che canale trasmette? Bocce in bola. Siamo passati quindi sulle immagini adesso. Siamo passati quindi sulle immagini del campo della categoria D. Un secondo solo che sposto anche le telecamere.
alla bocciata, la bocciata per millesimo che si è portato avanti sull'8-7, quindi scusate, vediamo ancora il risultato un secondo. Sull'8-7 si è portato in vantaggio al millesimo, è sempre stato sotto durante tutta la partita. Ora però il bocciatore del millesimo ha colpito la propria boccia. Abbiate pazienza se non conosco i nomi dei partecipanti, ma purtroppo di categoria D non è che possiamo conoscere tutti. Amen. Accosto ora per il millesimo, quindi Liguri contro Valdostani. Balla la boccia corta, non prende il punto. La boccia più vicina al giocatore con un cappellino rosso ha il pallino a pochi centimetri davanti che voi non vedete. Comunque il punto è della formazione valdostana. E a vedere hanno ancora due bocce in mano. C'è punto per terra, ci sono due punti per terra per la formazione appunto di Cogne. C'è addirittura la possibilità di far partita, solo che gioca la boccia corta, però non è detto che basta poco per farla spostandola avanti per far entrare anche quel punto. Altro accosto, passa sopra, lo fa, sono 3 punti. Ben giocato, se toccava ancora la boccia davanti era 10 lode. Ancora 2 bocce in mano da parte della formazione di Cogne. Era forse un pelino corta, altrimenti era perfetta. Ultima boccia.
è alta, lunga, 3 punti di sicuro, il quarto è da vedere. Quindi 8 minuti, quasi 9, alla fine della semifinale di categoria D. Ricordiamo che in finale della categoria B si sfideranno Veloce Club, Pinerolo e Cavarzano Società Veneta, mentre per la categoria D abbiamo già in finale la società Bargerese. Per la categoria C invece avremo la sfida tra Granda Nord, provincia di Cuneo, e le Carrò di Aosta, che saranno ad Alessandria. Possa condurre quindi 10-8 la società di Cogne. Non sembra mal giocata la boccia lì davanti. A costo di millesimo corto. Del russo, Tanto poi se tu vedi Rosso, ok. Ok, perfetto. Poi c'è Due bocce mal giocate di millesimo. Intanto abbiamo capito i nomi della società di Cogne, dove Dello Russo è quello con il barrettino rosso, Trevisan è quello col cappello nero e Fonzetto è quello senza cappello, quelli giocatori con la maglia verde intendo. Colpisce tanto il giocatore di millesimo, però non riesce a fare quello che secondo me voleva fare. Cioè, ti piace più tirare una bocciata a cannone o una bocciata così? Sarà più facile. Poi hai tirato una bocciata perfetta. Allora, 2 volte un e ne una persa nel via pensi che si va se vuoi poteva 10. Tanto pallina per società di millesimo. Lo fallisce. Altro accosto. Il millesimo che sta cercando, forse prende il punto.
Prende il punto la società di Millesimo. Ora è Trevisan che va all'accosto. Forse lungo. Ancora alla costa, prende il punto, 2 minuti e 45 alla fine. Hai dato poche bocciate, ne ha dato media, pochi saltavano. Costa ancora per Millesimo, dovrebbe essere l'ultima boccia, va fuori, rimane punto in terra di Cogni. 1 minuto e 58 alla fine. Quindi al 90% Cogni sarà l'ultima finalista. Due punti per terra, ancora delle bocce da aggiungere. Non aggiunge. Ultima boccia, 27 secondi alla fine. Manco niente. Diamo Cogni. Intanto il tempo è scaduto, non c'è poco altro da fare, si possono toccare la mano. Molto probabilmente l'arbitro gli avrà detto che devono ancora fare un altro tiro, quindi a questo punto dovranno ancora giocare un tiro, avanti però di 12-8.
come fuori, Abbiamo l'ultima mano quindi che inizia ora per Cogna. Ma giocata. Sei in vantaggio di 4 punti, basta che la giochi lì vicino. Sei obbligato a vincere, è andato 2 metri lungo. Non so come mai non vadano in bocciata. Scusate, non ho più cambiato l'inquadratura, però vedete le due bocce laterali che sono quelle dei Cogne, quella al centro più verso vicino al pallino è quella di Millesimo. La società Cogne sta facendo di tutto per perdere questa semifinale che la porterebbe a disputare una finale di un campionato italiano sui propri giochi. Sembra una soddisfazione immensa per gli organizzatori e anche ovviamente per i giocatori stessi poter conquistare un titolo italiano nella propria società. Questa volta prende il punto va in bocciata al giocatore di Millesimo. Tutto loro hanno giocato un minuto e qualcosa 3 gol. Voilà. Sbagliato, finita la partita, quindi Cogne è in finale per 13 a 8, vince la partita e va in finale, quindi a tra poco vedremo la finale categoria B e D, sempre in diretta su Bocce in Volo. A tra poco.